Va ora in onda la rassegna stampa. Buongiorno Pier Vittorio, a te la linea. Buongiorno Natalia, allora ti chiedo subito, vedete la condivisione schermo, mi sentite? Tutto benissimo, sì. Perfetto, grazie. Allora veramente un grandissimo buongiorno alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori, voi che siete sempre dei patrioti innamorati della libertà. E allora oggi con questa rassegna stampa di Radio Libertà possiamo finalmente commentare l'inizio delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina e come ha affermato il Doge Luca Zaia nella sua intervista per Libero di oggi, poi ovviamente la leggeremo, la commenteremo assieme, ecco, appunto ha dichiarato nel 2017, appena ho saputo che era ufficialmente sul tavolo la candidatura di Milano, il sindaco come oggi era Sala, il governatore era Maroni. Tutta la grande politica era contro i grandi eventi, al governo c'era il PD, i 5 Stelle che dicevano no a qualunque evento, a qualunque progetto e la Raggi aveva appena rinunciato alle Olimpiadi estive di Roma. Si ricorderanno tutti qual era il mood, la linea di certi partiti, no? L'Italia non poteva far niente. Invece l'Italia ha aperto questi giochi invernali alla presenza anche del vicepresidente degli Stati Uniti, Vance, veramente un grandissimo spettacolo, avete visto tutti ieri anche l'esibizione di Laura Pausini e poi ovviamente smentiti rosiconi, vedete qui già dalla prima pagina di Libero, rosiconi fuori dai giochi. Gali poi che ha regalato quest'altre polemiche, no? Che le ha alimentate, poi ci soffermeremo anche su questo perché ha presentato anche un brano sui Maranza, ecco. E tornando a quello che ha detto, dichiarato Luca Zaia, ecco, lui appunto ha riferito che si era posto questa domanda, no? Perché non possiamo tenere i giochi in Veneto? Il Veneto possiede le carte in regola e oltretutto nel 2026, quest'anno Cortina celebra anche i 70 anni dalla prima e unica Olimpiade e quindi quando ha rilanciato appunto in questa intervista Luca Zaia, quando l'Appendino aveva presentato la candidatura di Torino che poi avrebbe ritirato, il Doge si era appunto detto ma allora liberi tutti e dunque procediamo con questa formale candidatura. Ma allora oggi rassegna stampa, quindi non soltanto poi su queste Olimpiadi che si sono appena aperte, ovviamente poi ripercorreremo assieme quella che è stata la cerimonia di ieri, ma ci collegheremo poi alle 9.05 con il nostrissimo Matteo De Sio, come sapete conduttore per Te la ridò io l'America, qui su Radio Libertà, e con l'onorevole Antonio Maria Rinaldi. Come sapete è stata ufficializzata dalla Lega la sua candidatura a sindaco di Roma, ovviamente parleremo di questa candidatura, ma non solo, anche della campagna della Lega Io sto con il poliziotto, sapete, no? In tutte le piazze d'Italia si tengono questi gazebo oggi della Lega, si raccolgono firme per sostenere anche il decreto sicurezza, queste ulteriori norme che non prevedono più, tra l'altro, l'automatismo dell'iscrizione, no? Obbligatoria del poliziotto, dell'agente delle forze dell'ordine, comunque del pubblico ufficiale, che nell'adempimento del proprio dovere o in uno stato di necessità magari procuri delle lesioni, ecco, al malvivente, al criminale di turno. E allora non solo poi della campagna della Lega, ma parleremo anche, affronteremo questo tema del suicidio strategico dell'Unione Europea sulle materie prime. Infatti l'onorevole Antonio Maria Rinaldi aveva scritto proprio un articolo su questo, scenari economici, e quindi ci torneremo sul fatto che le politiche dell'Unione Europea sono state così in ritardo su questo tema e quanto sia stato anche l'Unione Europea dipendente dalla Cina. Io vi ricordo sempre che potete intervenire perché le vostre opinioni sono fondamentali, quindi apriremo il consueto filo diretto con voi. Ci scusiamo che l'altra volta non eravamo poi riusciti a leggere tutti i messaggi, per esempio Pietro ci aveva scritto, riprenderemo anche quei temi lì. Potete intanto chiamarci allo 0292 94 7222, 3 volte 2 finale, potete scrivere i vostri messaggi quindi nei commenti sotto la diretta Facebook delle pagine della radio della Lega. Potete mandare appunto anche i vostri messaggi al numero WhatsApp della radio, vi ricordo sempre il 340 6709 659. E vi ricordo sempre anche le nostre coordinate, lo so che questo può essere noioso, ripetitivo, lo dobbiamo ridire per chi si collega per la prima volta sulla nostra radio, allora
seguiteci dal canale digitale della Radio DAB, dicevamo dalle pagine Facebook della radio e della Lega, dal nostro nuovo sito internet, quindi www.radiolibertà.net, sempre aggiornato, e poi seguiteci anche ovviamente dalle app di Radio Libertà per i principali sistemi operativi, quindi iOS e Android, e naturalmente dal canale YouTube. E quindi l'invito consueto per sfuggire a questa sbornia ideologica, questa ubriacatura ideologica di politicamente corretto, cancel culture, woke, e chi più ne ha più ne metta, abbonatevi a Radio Libertà, sosteneteci, davvero basta poco per aiutare una radio, lo ripetiamo sempre, che è un unicum in questo panorama, e quindi andate sulle sezioni abbonati e dona ora del nostro nuovo sito internet. E allora, prima pagina di Libero, inquadrata qui in condivisione schermo, vedete il mondo applaude Milano e Cortina, Rosiconi fuori dei giochi. Ecco, io qui vi zoomo, l'apertura delle Olimpiadi è un successo, complimenti da tutti tranne che da sinistra. E poi l'intervista che vi stavo già anticipando a Luca Zaia, condotta da Alessandro Gonzato, una vittoria contro i signor no. This is a strong guy. Zaia, appena arrivato a Milano, J.D. Vance si è complimentato con lei. Le ha detto che è un ragazzo forte. Che tipo è il vice di Trump? Subito la domanda di esordio. È molto simpatico, evidentemente qualcuno gli aveva parlato di me, di cosa ho realizzato in questi anni. È una persona alla mano, molto friendly. E qui vedete l'immagine suggestiva di questa apertura è stata molto celebrata, anche perché avete visto il confronto invece con le Olimpiadi francesi, quanto furono pacchiane e quanto poi scandalizzarono con quella quasi parodia blasfema dell'Ultima Cena, e poi con tutta quella propaganda LGBTQ+. E insomma non sono mancati i paragoni, i confronti e poi ovviamente le valutazioni, che poi a proposito di quelle Olimpiadi parigine si è tornato a parlare in questi giorni proprio per le ultime dichiarazioni di Mane Khelif. Ve la ricordate? Il pugile, la pugile, insomma poi le ultime sue rivelazioni hanno fatto capire che sostanzialmente lei biologicamente è uomo, è maschio, quindi non avrebbe nemmeno dovuto competere, e infatti ha dichiarato che aveva compiuto questa terapia ormonale per abbassare i livelli di testosterone proprio per vincere l'oro. Insomma, vi ricordate lo scandalo, le polemiche e poi la difesa ad oltranza da parte di certa sinistra, da parte dei media mainstream. Qui vi dicevo le immagini suggestive, subito l'editoriale di Secchi su questo, l'apertura dei Giochi Olimpici ha chiuso i giochetti della sinistra, dei menagrami, degli iettatori, dei presunti democratici che in realtà conoscono solo la dittatura delle loro pessime idee, tutte regolarmente contro l'Italia. Eh sì, sempre anti-italiani, sempre disfattisti. E Zaia poi in questa intervista che adesso leggeremo ha anche detto che poi alla fine tutto questo pessimismo sicuramente non aiuta, no, ad attirare la buona sorte, la fortuna, e è un messaggio, se vogliamo, anche berlusconiano su questo invito all'ottimismo, ma alla fine ha premiato anche la sua intraprendenza, come poi sia riuscito ad ottenere questo per il suo Veneto. E allora alla vigilia di Milano Cortina 2026 hanno montato l'inesistente caso dell'AIS, tradito lo spirito dei giochi e sparso il veleno dell'anti-americanismo, con il solo fine di buttare fango sul governo. Non ci sono riusciti. Il vicepresidente J.D. Vance ha tributato grandi elogi all'Italia e le Olimpiadi sono partite con una meravigliosa celebrazione del genio italiano. Tutto è avvenuto con un passaggio di consegne tra il vecchio e il nuovo. Nello stadio di San Siro si è consumato uno scambio del testimone tra ieri e oggi, un simbolico voltapagina nel segno della prima donna anche a Palazzo Chigi, Giorgia Meloni. Niente accade per caso. L'Italia oggi conta sul piano internazionale perché c'è la sua leadership. E ieri a Milano l'illusione degli sfascisti senza patria è andata in frantumi quando il presidente Sergio Mattarella è sceso divertito dal tram per entrare nell'album dei giochi. Milano è sempre stata una crocevia della storia italiana, viene dipinta come una fabbrica del denaro, ma in realtà è anche una fucina di intelligenza e passione politica. Ieri ha risposto alla chiamata in maniera esemplare, magnifica, una città calma, ordinata, pronta all'appuntamento con la storia. Fu così con l'Expo, così è andata anche con le
Olimpiadi invernali di questo 2026. Milano non mente, risponde a tono, non tradisce, quindi nella sua austera compostezza questa metropoli fa sfavillare la sua costante modernità, il suo essere avanti. Cari compagni, i giochi sono già compiuti, sono già fatti e voi siete fuori dai giochi. Auguro ai rosiconi 100 anni di questi giorni. Rosiconi e poi anche, se vogliamo, possiamo accusarli quasi di tafazzismo, perché ecco, anche rileggendo queste dichiarazioni, no, prima che abbiamo sentito di Luca Zaia, poi alla fine no, non volevano insistere in questa candidatura, non ritenevano che l'Italia fosse pronta, la stessa Raggi abbiamo ricordato che non aveva poi voluto rilanciare la candidatura invece per Roma, per le Olimpiadi estive, insomma poi alla fine questa sorta di masochismo sempre a sinistra. Qui vedete invece, scendendo nella prima pagina di Libero, serata di San Siro, altro che Gali, la star Laura Pausini, articolo di Fabio Rubini, bastano pochi secondi per spazzare via le polemiche su chi e perché dovesse cantare l'inno nazionale. Laura Pausini intona Fratelli d'Italia ed è subito chiaro perché il compito è stato affidato a lei e non a Gali. San Siro apprezza e si alza in piedi regalando alla Pausini una standing ovation e un boato secondo solo a quello riservato ovviamente agli atleti azzurri. E che poi a proposito di questo inno di Mameli leggeremo, no, che a sinistra, anche su Repubblica, in questi ultimi giorni si è denigrato questo inno. Giannini addirittura ha voluto lanciare l'idea per cui dovrebbero essere le scuole a comporne un altro, che forse alla fine questo inno è fin troppo fascista, pensate, no? Un inno composto alla fine durante il Risorgimento, nell'Ottocento, che viene accusato di sembrare comunque così troppo nazionalista, così fascista, con quel siamo pronti alla morte, con quel sì finale. Insomma, anche qui rimaniamo scandalizzati, sbigottiti. E poi vedete qui nel fondo le parole di Draghi, non è stato Trump a mettere in crisi l'ordine liberale, qui una disamina alla fine di tutti i principali eventi che hanno connotato l'Occidente in questi ultimi 10-20 anni e quindi come progressivamente si è sfaldato questo ordine internazionale. Probabilmente Trump non è il picconatore o al massimo è forse quello che sta infliggendo l'ultimo colpo ad un impianto, ad un sistema che già si stava deteriorando. E quindi alcune prese di posizione di Donald Trump unilaterali e poco diplomatiche verso stati storicamente alleati, quindi hanno spinto personalità occidentali proprio a dichiarare che ormai questo ordine liberale sia in crisi. Compagni scatenati contro la presenza di Pucci a Sanremo, festival meloniano, qui scrive Alessandra Menzani, vista l'aria che tira si capisce perché Carlo Conti non perda occasione per giurare che questo che viene è l'ultimo Sanremo. Eh sì, perché tutte le mosse che sono passate al setaccio. E poi addirittura Lampi che chiede di ricordare le foibe, sì, ma attenzione in maniera sobria, in modo sobrio, verso il 10 febbraio. Avvisate Lampi che la guerra è finita e dite a questi reduci carichi di odio e di livore che il dovere del rispetto ce l'hanno anche loro. E insomma, è una festa che quasi vogliono, questo ricordo, questa giornata che vogliono quasi dimenticare questa festività e evidentemente non hanno fatto i conti con la storia, vogliono rimuovere e rinnegare quello che è successo. Giorgia Rogoredo che ringrazia le divise e la promessa assunzioni più veloci in polizia e 12.000 nuovi carabinieri, quindi questa campagna a sostegno degli agenti. Ma allora, come promesso, andiamo intanto subito a pagina 6 per leggere e commentare assieme questa intervista a Luca Zaia. Io ve la apro da qui, anzi vi zoomo anche un attimo perché sennò magari da qui non leggete bene, non si vede. Vedete, le Olimpiadi di Milano Cortina, parla lo storico governatore del Veneto e quindi in riferimento a Vance, no, dichiara Zaia, di certo non è uno che dà udienza così facilmente, quindi il suo apprezzamento mi ha particolarmente inorgoglito, fatto piacere. Domanda di Gonzato, quindi le Olimpiadi in Veneto, quando l'ha immaginato per la prima volta? Ecco quello che abbiamo anticipato prima, nel 2017, appena ho saputo che era ufficialmente sul tavolo la candidatura di Milano.
Quindi il sindaco era Sala, il governatore era Bobo Maroni, tutta la grande politica remava contro i grandi eventi, quindi al governo c'era il PD, i 5 Stelle che erano sempre per il no a priore, quindi la Raggi che appunto aveva rinunciato alle Olimpiadi estive di Roma, e quindi il mood, lo spirito era quello, l'Italia che non doveva far nulla. E quando è partita l'idea di portare i giochi in Veneto, mi sono chiesto perché non possiamo. Il Veneto possiede le carte in regola e appunto nel 2006 Cortina avrebbe celebrato i 70 anni dalla prima e unica Olimpiade, e quando l'Appendino ha presentato la candidatura di Torino, che poi avrebbe ritirato, mi sono detto allora liberi tutti. A quel punto ho presentato il mio dossier in gran segreto, senza interpellare alcun amministratore. Avevo inserito anche Trento e Bolzano, con chiusura delle Olimpiadi all'Arena di Verona, dove si terrà pure la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi. Insomma, quindi qui vedete intanto il titolone centrale, no? Zittiti signor no, sognavo da piccolo di andare sul BOV, questa confessione di Luca Zaia. Il Doge ricorda appunto l'avversione ai giochi di PD e Movimento 5 Stelle. Conte non aveva neppure fornito le garanzie, siamo partiti soli, da bambino mi lanciavo dalla rampa innevata del garage, l'incontro con Benz è simpatico, sapeva bene chi ero. E allora Luca Zaia per 15 anni, governatore del Veneto, è appena uscito dal ricevimento col capo dello Stato a Palazzo Reale e sta per andare a San Siro per l'inizio ufficiale delle Olimpiadi. A novembre, a causa del limite dei mandati, non ha potuto ricandidarsi alla guida della regione, ma ha trainato la Lega, capolista nelle 7 province, record italiano storico di preferenze. Ben 203.000 appunto i voti, le preferenze. E adesso è presidente del Consiglio regionale Veneto. Domani non si sa, oggi il Doge si gode questo coronamento di un sogno su cui ha tanto insistito lui, Fontana, tutta la Lega. Vi ricordate anche il nostro countdown, il conto alla rovescia, no? Prima che iniziasse questo evento. E allora diceva che ha presentato la candidatura ai giochi in gran segreto, ma a qualcuno il progetto l'avrà pur sottoposto. Ecco, il giorno prima dell'invio della PEC al Comitato Olimpico di Losanna ho chiamato il sindaco di Cortina e gli ho detto: firmami questa domanda, fidati che poi mi arrangio io. Il mio dossier è nato solo con Cortina. E poi si è aperta una discussione, ho raggiunto un accordo con Attilio Fontana, che nel frattempo è diventato governatore. E per la prima volta nella storia, su mia proposta, c'è stata questa accoppiata di città, che poi ha fatto partire anche un modello di Olimpiadi di giochi comunque diffusi, non legati strettamente ad un'unica città, ecco. Mi sono sentito al telefono con Malagò, il quale è stato fondamentale nelle relazioni internazionali, e da lì siamo andati spediti, anche grazie alla grossa mano di Giancarlo Giorgetti, che nel 2018 era diventato sottosegretario allo sport. E quindi abbiamo creato, ecco qui il modello che dicevamo, le Olimpiadi diffuse. E la Francia per il 2030 ci ha preso a modello, avrà i giochi dalle Alpi alla Costa Azzurra. Ecco che magari, chissà, si vorrà riscattare dopo quelle Olimpiadi estive di Parigi. Abbiamo detto quante polemiche che sono montate. Zaia però è uomo di cavalli, non di neve. Aspetti, dica. Ci tengo a sottolineare che Conte non aveva appunto fornito le garanzie necessarie. La nostra era l'unica candidatura non statale. 7 stati contro 2 regioni. Ci siamo trovati al ballottaggio con la Svezia, che tentava di avere le Olimpiadi per l'8ª volta. Insomma, hanno vinto le regioni, si direbbe che questa è l'autonomia delle Olimpiadi. I 5 Stelle vi accusano di aver aumentato le spese di 4 miliardi e mezzo. Intanto, se i 5 Stelle fossero stati davvero contrari ai giochi e non di facciata, l'Appendino non avrebbe mai presentato il dossier per Torino 2026. Poi l'ha ritirato, ma si è portato a casa gli ATP di tennis. E c'è stato un momento in cui invece ha temuto che saltasse tutto. La candidatura è sempre stata in salita, però ci ho sempre creduto. D'altronde ho scritto un libro che si intitola Solo i pessimisti non fanno fortuna. Ecco quello che vi dicevo con questo accenno di ottimismo che potremmo definire più che reganiano, più che berlusconiano. Malagò ha ricordato che senza Cortina non ci saremmo aggiudicati la manifestazione. Nel 1956, proprio a Cortina, l'Unione Sovietica ha partecipato per la prima volta a un'Olimpiade invernale. Fosse per lei, oggi gli atleti russi potrebbero gareggiare con la loro bandiera. Guardi, dico semplicemente che le Olimpiadi dovrebbero portare quantomeno a un armistizio. Ma scusatemi, scusami anche Natalia e mi scuso anche con Lisetta, vero? Abbiamo una chiamata
che è in attesa. Ho visto solo ora il messaggio, allora Natalia, se c'è ancora in attesa Lisetta, facciamola intervenire, prego, assolutamente. Buongiorno signor Scimia e buona Buongiorno giornata. Lisetta, scusami per Soprattutto. l'attesa, ho visto ora, No, prego. fa niente, fa niente. Senta, io però parlo di un altro argomento, di Trump e secondo me riavvicinare la UE alla Federazione Russa. Ah, ok, Comunque sì, è sempre poi ci una torneremo. cosa politica. Allora, secondo me, signor Scimia, le affermazioni del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump sulla Groenlandia, cioè vado indietro di qualche mesetto, incluse minacce di dazi contro chi non si allinea alle sue pretese e dichiarazioni, dico io, che gli USA potrebbero agire che piaccia o no, per garantirsi, dico io, il controllo dell'isola, hanno riacceso, secondo me, sempre un dibattito geopolitico che va ben oltre un Trump, che giustifica la sua insistenza citando motivi di sicurezza nazionale. È il rischio di presunte attività di Russia e Cina nell'Artico, ma fonti nordiche, signor Scimia, smentiscono che vi siano significative presenze navali russe o cinesi attorno alla Groenlandia. E allora tale retorica, in parte strumentale, sembra sfruttare le attuali tensioni tra Unione Europea e Federazione Russa, secondo me per legittimare pretese che possono minare la stabilità transatlantica. In questo contesto è fondamentale lavorare secondo me, per un riavvicinamento tra Unione Europea e Federazione Russa, non come ritorno a vecchie alleanze, ma come percorso trasparente di cooperazione politica, economica e culturale. Tutto qua, io la saluto e di nuovo buona giornata anche a lei. Grazie Elisetta, è assolutamente vero quello che hai detto, cioè poi alla fine in tanti no, ci aspettiamo finalmente che si possa arrivare quantomeno a una chiusura di questo fronte ucraino. Purtroppo avete visto anche su questa tregua per i giochi si era chiesta come anche una tregua del cosiddetto gelo, ecco. Riguardo invece la Groenlandia, lì comunque ecco, abbiamo commentato anche nei precedenti giorni, comunque questo era un tema che era stato sollevato, e cioè che poi alla fine l'amministrazione Trump ha capito che sostanzialmente su quello scacchiere lì dell'est Europa, Europa orientale, non intende più intervenire, insomma sostanzialmente concentra le proprie attenzioni su quello che è il grande fronte del Pacifico e quindi vorrebbe, con una sorta di riedizione, riapplicazione della dottrina Monroe, rafforzare, consolidare la propria presenza ovviamente no, su tutte le Americhe, sul fronte artico, perché si prepara sostanzialmente a quella che poi sarà la sfida per l'egemonia globale di questo secolo che si è aperto, ovviamente il confronto con la Cina. E allora bisogna rafforzare nell'ottica appunto di questa amministrazione americana quello che è anche il confine settentrionale di tutto questo fronte sul Pacifico, e riprendere anche la propria presenza sull'Artico e ovviamente sulla Groenlandia. Sapete anche che durante la guerra fredda, questo era, già l'avevamo detto, commentato, comunque erano state installate delle basi addirittura no, in Groenlandia, e era venuto fuori questo progetto proprio del cosiddetto Ice Worm, e sostanzialmente cosa consisteva? Nella presenza comunque di silos, di basi missilistici anche proprio in Groenlandia, proprio per o eventualmente lanciare il primo strike o comunque per attacchi di reazione, di prima risposta ad eventuali strike avversari. E allora, siccome il grande confronto è su quel fronte lì e gli Stati Uniti sanno che ovviamente la Cina ambisce con una strategia anche a lungo termine, che a lungo termine sia nella penetrazione in Africa, sia comunque nel della propria industria, quante volte che abbiamo anche ripetuto questo fatto, cioè che la Cina alla fine a volte continua ad insistere per esempio nella stessa sovrapproduzione, infischiandosi di quelli che sono gli effetti a breve termine, o anche nello sviluppo della propria filiera no, di automotive, di produzione. Su questo poi torneremo anche, su questo tema anche con l'onorevole Rinaldi. Perché? Perché poi alla fine sono riusciti a creare tutta una filiera produttiva, noi cinesi, tra approvvigionamento di materie prime, industria manifatturiera, e che poi alla fine
si è creato, si è ritagliato questo suo ruolo e l'Unione Europea, un po' pecorata, allineata, si è addirittura agganciata a questa filiera diventandone dipendente. E quindi ecco perché, insomma, queste preoccupazioni. Io intanto vi leggo però, vedo che sono le 8:29, però ce la facciamo, iniziamo già a leggere alcuni dei vostri messaggi. Per esempio, io vedo che ci scrive Francesco: "Buongiorno, sono anni e anni che fate decreti e disegni di legge di sicurezza, sono anni e anni che non è cambiato niente, anzi forse si è peggiorato. Quindi dimostrazione che inasprire le leggi è solo propaganda. Complimenti." Ci scrive Francesco, un messaggio critico. Francesco, non è così. Dopo noi leggeremo, commenteremo anche tanti articoli, per esempio sul Tempo, a pagina 3 oggi viene fatto vedere come immigrati con CV, curricula alla latina, no, al plurale, criminali, vengano liberati dai magistrati. Quindi il problema rimane anche questo, cioè che poi alla fine il legislatore interviene, modifica le norme e non nemmeno tanto poi sulla base delle emergenze, come a volte no, si sostiene dalle parti di Repubblica, di Giannini, la deriva securitaria, autoritaria, e quindi sull'onda di questa risonanza mediatica si cerca di mettere una sorta di toppa su queste falle che si sarebbero aperte nella diga, si cerca di correre ai ripari tardivamente. Poi la sinistra che scopre il problema della sicurezza è ridicola, perché poi abbiamo visto che la responsabile di tutta questa immigrazione selvaggia che trascina con sé il crimine, i reati, è colpa di chi ha spalancato le porte e vorrebbe spalancarle. Poi però quando si interviene con questi pacchetti sicurezza, allora ovviamente si è pronti a ricavalcare, no, questa paura del fascismo. E ovviamente poi che cosa obiettano? Dicono: vedete, questo è un governo pericoloso, fascista, autoritario, stato di polizia. Ma allora, tantissimi vostri messaggi, quindi facciamo così, Natalia, se sei d'accordo, 8:31, facciamo questo piccolo break, ma torniamo per leggerli tutti, commentarli. A fra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto care amiche e cari amici di Radio Libertà. Una grande notizia, chiaramente, per chi conosce l'olio extravergine di oliva Acerbis, per chi lo usa da tanto tempo, è sicuramente una notizia importante. Per gli altri che magari lo vogliono provare, questo è il momento per approfittarne. Sì, perché tutto il mese di gennaio e tutto il mese di febbraio, olio nuovo, prezzo vecchio. Quindi potrete ordinare chiamando 030 68 40 408 6 bottiglie da 1 litro di olio estratto a freddo Acerbis a sole 84 euro e il trasporto è gratuito. Parliamo di un olio estratto a freddo da olive italiane selezionate all'origine. Tutte le mattine imbottigliamo il prodotto fresco su vostra ordinazione, quindi vi arriva a casa un qualcosa di unico. Se volete riscoprire i sapori di un tempo, se siete alla ricerca di un olio vero, importante, di un olio italiano che dia ai piatti un tocco in più, 030 68 40 408, oppure potete ordinare tramite la pagina web olioacerbis.com, perché come diceva il mio nonno Alberto, l'olio bu elve sempre a galla. Alberto, l'olio buono viene sempre a galla. Abbiamo avuto una produzione piuttosto scarsa quest'anno, lo sapete, ma una qualità straordinaria. Chiamate in tanti. Grazie, buon proseguimento. Di nuovo a te la linea, Pier Vittorio. Grazie Natalia. Allora vi inizio a leggere, per esempio Maurizio ci ha scritto: a parte che già leggi ci sono, ma il vero nodo colpevole è che tutto viene demandato a magistrati mattarelliani che li applicano come vogliono, togliendo ogni efficacia. Caspita, addirittura mi ridefinisci mattarelliani. Poi torneremo anche su Mattarella, perché la Verità di oggi si dedica alle polemiche che sono sorte per alla fine la sospensione del giornalista Bulbarelli come cronista, no, di questa apertura delle Olimpiadi, dopo che avrebbe commesso quella gaffe rivelando quello che è stato il siparietto dell'arrivo di Mattarella a Milano insieme appunto a Valentino Rossi.
E quindi sì, non ha tenuto poi lui la telecronaca. E poi ci scrivi, sempre te Maurizio, ma sappiamo che i giudici mattarelliani sono la minoranza, ma guarda caso le pratiche capitano a loro, pochi, guarda caso. E poi a proposito di diciamo procedimenti che vengono assegnati, oggi La Verità addirittura ci racconta quest'altro caso, insomma, anzi scusatemi, perdonatemi, è il Tempo, a pagina 2 di oggi, di questo procedimento in cui, pensate, PM e giudice, che sono marito e moglie, si trovano nello stesso processo, nella veste, appunto, l'uno di magistrato inquirente e l'altro giudicante. Ve lo faccio già vedere, scusate, questa deviazione nella deviazione, ma come sapete poi, appunto, il bello di questa nostra rassegna stampa è che deve mescolare un po' i tre elementi, no? La rassegna stampa vera e propria, i vostri messaggi, le vostre chiamate e poi gli approfondimenti con i nostri ospiti, e quindi ovviamente poi da messaggio spunta fuori un tema, da messaggio nasce altro. Ora vedete, qui siamo a pagina 2 del Tempo di oggi, il processo viene rinviato perché giudice e PM sono marito e moglie. Scusate, ve lo zoomo, se no non si vede bene. Giovedì a Torino era previsto il procedimento sui bilanci delle molinette. L'incompatibilità negli anni precedenti non era stata indicata. E quindi qui processo rinviato perché giudice e PM sono moglie e marito. Giovedì a Torino doveva avere inizio un procedimento rilevante, quello sui bilanci dell'azienda ospedaliera Molinette, ma il giudice monocratico designato, Giulia Macari, è entrato in aula e ha dichiarato l'astensione perché il coniuge, dal quale sarebbe separata, è il pubblico ministero che ha svolto le indagini, Mario Bendoni. Il processo è stato rinviato al 16 febbraio e riassegnato al giudice Merlino, ma la vicenda ha sollevato interrogativi. E ovviamente poi su questo ci torneremo, no? Lo riapprofondiremo, anche perché c'è la questione collegata a proposito di magistrati che non applicano a dovere queste norme, o comunque che le svuotano di senso, che sicuramente non compiono una vera e propria operazione elettorale, ma che poi alla fine si prestano a questa ideologia. Vedete, giudici che liberano i clandestini, che tornano subito a delinquere. Qui siamo a pagina 3. Il centrodestra è indignato, così si vanifica il nostro lavoro. Bufera dopo lo scoop del Tempo sull'80% degli immigrati usciti dai CPR, Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, così si manca di rispetto anche alle forze dell'ordine. E qui vedete la dichiarazione di Igor Iezzi. Vedete, Lega, no? Nei mesi passati abbiamo aumentato a 18 mesi il periodo di trattenimento dentro i CPR. E qui ovviamente riportata la dichiarazione per intero. Nei mesi passati abbiamo aumentato a 18 mesi il periodo di trattenimento all'interno dei CPR, proprio perché più stanno dentro, più c'è la possibilità, quando non c'è collaborazione, di capire, comprendere, fare le dovute, la possibilità di compiere quindi le dovute indagini tramite corpi diplomatici, corpi consolari, per capire da dove provengono e poi procedere al rimpatrio. Ha spiegato Igor Iezzi, vice capogruppo vicario della Lega alla Camera. Grazie all'azione del governo italiano abbiamo fatto inserire nel patto sull'asilo e le migrazioni il fatto che sarà anche l'Europa a occuparsi di trovare accordi con i paesi di provenienza degli immigrati proprio per compiere i rimpatri, perché ovviamente alla fine il mondo gira dove c'è il denaro. Questi paesi vorranno trovare accordi con noi e chiaramente l'accordo di tutta l'Unione Europea con uno di questi paesi per poter poi rimpatriare gli immigrati sarà più vincolante, ha concluso Iezzi. Ecco, questa è una dichiarazione sicuramente di rilievo, perché poi alla fine, vedete, quello che conta è anche esercitare delle pressioni su questi stati africani che magari non se li vogliono riprendere, e allora bisogna usare anche determinate armi. Sono le armi che sta usando anche il governo laburista progressista inglese. Quello che ci spiega oggi sulla Verità, facciamo quest'altra piccola deviazione, poi torniamo ai messaggi, all'intervista a Luca Zaia, però siccome i temi sono tanti e concatenati, vedete, a pagina 6 di oggi, sulla Verità, Borgonovo ci spiega perché la remigrazione si può compiere, si può realizzare. Viene vista, sapete, a sinistra come una sorta di parolaccia, di bestemmia, come una violazione di un tabù assolutamente sacro.
Ma in realtà Borgonovo oggi ci spiega come la stessa Gran Bretagna di Starmer lo riesca ad applicare, soprattutto poi esercitando, come dicevamo prima, delle pressioni su questi stati africani. Allora vedete, ve la apro da qui, ecco, la remigrazione si può realizzare per davvero, lo dimostra il governo britannico, questo per la parte della lotta all'invasione. L'esecutivo laburista di Londra nega i visti a turisti e politici del Congo, Angola e Namibia per costringere questi paesi a riprendersi i propri criminali che sono ancora sul suolo inglese. Risultato? 4.000 delinquenti rispediti a casa. E quindi l'esordio, no? Vedete, di solito non appena si accenna un discorso sulla remigrazione vengono immediatamente avanzate due obiezioni. La prima è che si tratterebbe di una pratica disumana basata sulle deportazioni e degna di un regime nazista. La seconda è che, al netto delle condanne morali, sia impossibile da realizzare, impraticabile. Che poi, appunto, non è vero che sia disumana, praticate tutte queste espulsioni compiute con numeri insomma veramente rilevanti, eccezionali. Vi ricordate anche sotto l'amministrazione Obama, tant'è vero che poi in questi giorni abbiamo ricordato quando sono comunque esplose le polemiche per alcuni trattamenti dell'AIS, su questo è intervenuto anche Zaia oggi, cioè in questa intervista per oggi, però quante ne sono avvenute addirittura di espulsioni compiute dall'AIS sotto il mandato Obama, e com'è che non ci si indegnava, che il giornalista unico collettivo, no, non proferiva parole di severa condanna. Ebbene, quanto accade nel Regno Unito smentisce entrambe le affermazioni, l'affermazione anche per cui sia impraticabile questa remigrazione. La notizia è che il ministro degli interni britannico, Shabana Mahmood, che non ci risulta, no, un cognome gallese, scozzese, britannico, irlandese, ha deciso qualche tempo fa di negare i visti d'ingresso ai ministri, ai diplomatici, ai turisti di alcune nazioni. Per la precisione, come dicevamo prima, Repubblica Democratica del Congo, Namibia e Angola. Qui vedete il virgolettato: il ministro compirò tutto il necessario per ripristinare il controllo ai confini. Ma soprattutto il Congo aveva rifiutato il rimpatrio dei suoi cittadini che avessero commesso reati sul territorio inglese. Così il governo, e qui vedete, no, la contromossa, ha cancellato i visti per i suoi diplomatici e ministri, ha impedito ai suoi cittadini di accedere rapidamente al Regno Unito, compresi i cosiddetti VIP. In buona sostanza, per gli onesti cittadini congolesi, entrare in Inghilterra è diventato un incubo, con conseguenze sugli affari e la vita privata. Risultato? Dopo questa cura, le tre nazioni hanno acconsentito a riprendersi circa 4.000 criminali. E quindi, attenzione però, criminali che erano stati pure già condannati, e noi abbiamo visto la sfilza veramente di casellari giudiziali infinita, lunghissima, come un lenzuolo, di tutti quelli che per esempio erano stati riportati dai centri in Albania, riportati in Italia su decisioni delle toghe. Tant'è vero, l'avevamo anche ricordato la precedente puntata, poi il Tempo aveva titolato, ecco, la feccia che ci riconsegnano queste toghe che riportano in Italia. Tra questi, qui invece in Gran Bretagna, no, di congolesi espulsi, ci sono assassini e stupratori. Oltre ad essi saranno rimpatriati anche numerosi migranti irregolari. Visto il successo dell'operazione, ora la minaccia di restrizioni verrà allargata a India, Pakistan, Nigeria, Bangladesh, Somalia, Egitto e Gabon, che si sono dimostrati poco disponibili ad accettare i rimpatri. Giova ricordare che il governo del Regno Unito è guidato dai laburisti di Keir Starmer e che la responsabile degli affari interni è appunto la suscitata Shabana Mahmood, che ha, come si dice nel mondo anglosassone, in modo politicamente corretto, un background migratorio. E allora Costei ha deciso di imitare questi provvedimenti di restrizione ai visti che sono stati applicati da Donald Trump a una quarantina di nazioni. Il mio messaggio è chiaro, ha dichiarato il ministro: se i governi stranieri si rifiutano di accettare il ritorno dei loro cittadini, ne subiranno le conseguenze. E quindi questa dura presa di posizione: migranti illegali e criminali pericolosi saranno ora allontanati e rimpatriati, come dicevamo, in Angola, Namibia e Repubblica Democratica del Congo. Compirò tutto quello che è necessario per ripristinare l'ordine e il controllo ai nostri confini. Già espulse, ecco qui l'altro virgolettato, già espulse dal paese 60.000 persone, il 32% sono galeotti, il 45% sono irregolari.
un discorso, tutto questo, ma in realtà poi deve diventare una strategia pratica, attuata, messa a terra, un discorso che dalle nostre parti starebbe bene in bocca a un esponente, non so, della destra, che probabilmente le formazioni di sinistra ovviamente bollerebbero come razziste, quindi blaterando di razzismo e propaganda autoritaria. Ora, se attuare le espulsioni è un ministro di origini straniere, di un governo progressista, è evidente che i rimpatri di massa non sono affatto una misura nazista, ma un atto di buonsenso, non solo se riguardano i criminali, ma anche se toccano gli stranieri irregolari. A quanto risulta, da quando i laburisti sono al governo, hanno espulso circa 60.000 persone, un bel punto di partenza per la remigrazione. Di questi, appunto, il 32% sono criminali, il 45% immigrati irregolari. Secondo Mahmoud questo è solo l'inizio. Si smentisce così la presunta verità secondo cui la remigrazione sarebbe impossibile. I rimpatri, quando si usano delle maniere forti, decise, diventano possibili. Basta volerlo e avere il coraggio di fare ogni tanto la voce grossa. Certo, il percorso remigratorio prevede anche altre fasi, l'espulsione è solo una prima parte, ma anche la più complicata, e se si riesce a mettere in pratica e si mostra che l'atteggiamento delle autorità è cambiato, allora diviene più semplice anche tutto il resto, a partire dalla organizzazione di rimpatri volontari, che del resto sono praticati e incentivati anche in Italia. Se ne contano alcune centinaia ogni anno, peraltro sono anche ben retribuiti. Comunque sia, e qui la conclusione di Borgonovo, che ovviamente è una conclusione che ci ricorda quanto poi questa remigrazione di soggetti così pericolosi sia proprio nell'interesse dei cittadini, che non ne possono più di non poter uscire magari per casa, fuori di casa, per le strade del proprio quartiere, perché si rischiano aggressioni come quelle che sono successe, no, nel quartiere di San Lorenzo a Roma, con questo alla fine magrebino che ritorna libero, viene fermato, viene trattenuto, qualche TSO e poi è di nuovo libero di mollare i pugni al primo passante che gira per strada. Comunque sia, il punto è comprendere che la remigrazione proprio non ha nulla di disumano e violento, al contrario è un atto umanitario e di giustizia. Allontanare omicidi e stupratori, che peraltro sono presenti in gran numero nelle nazioni occidentali, significa rendere migliore la vita delle persone oneste e civili. Rimpatriare i clandestini significa invece togliere molte persone dall'illegalità, evitare che possano essere esposte alle lusinghe e ai ricatti della criminalità, quella organizzata e non solo, oppure che siano sfruttate da questo o quel padrone disonesto. In più si costringono le nazioni africane ad assumersi la responsabilità dei loro cittadini, cosa che finora hanno rifiutato di fare, come se la faccenda non le riguardasse. La remigrazione non è impossibile, bisogna soltanto avere il coraggio di realizzarla, demolendo pregiudizi e mistificazioni che finora hanno inquinato il dibattito sull'immigrazione. E quindi se la sinistra caccia criminali irregolari a migliaia, persino ovviamente la destra ci può riuscire. E allora questo ve lo volevo leggere proprio perché comunque è anche la riflessione finale, è una riflessione che solitamente non si sente nei dibattiti mainstream, questa sulla responsabilità degli stati africani per i loro cittadini, perché sembra quasi che abbiano il diritto, questi stati africani, di mollarci, no, tutti quelli che comunque appaiono a questo punto come avanzi di galera o comunque soggetti con problemi psichiatrici, perché andare in giro poi a commettere questi reati, soprattutto poi commettere stupri, ad aggredire così senza motivo i passanti, beh, questo è preoccupante. I cittadini questi sono cittadini africani, i loro stati di partenza dovrebbero occuparsene. Vi finisco di leggere gli altri messaggi, per esempio Mario che ci ha scritto: non so se questa sia solo una mia impressione, ma mai l'Italia ha visto unità come adesso, grazie a questa destra e nonostante la sinistra. Pensate anche solo il battersi del leghista Salvini per il ponte. Esatto, Mario. Un leghista che alla fine realizza questa, se vogliamo, massima unità fisica, no? Con un ponte che collegherebbe finalmente l'isola siciliana al resto della penisola italiana. Poi per esempio Marco che invece ci scrive: io non sono di sinistra, ma addirittura almirante per sempre, l'unico vero politico del dopoguerra. Attenzione però, almirante che diceva sempre, ripeteva sempre, non restaurare ma non rinnegare. Invece abbiamo visto che qualcuno, e sapete chi, si è approfittato della Lega, è entrato, su questo è intervenuto anche Zaia nella sua intervista, ora la riprendiamo,
quel qualcuno è entrato in Lega non venendo comunque da un background leghista. Molte idee del suo libro, del suo manifesto programmatico sull'immigrazione, lotta all'immigrazione illegale, difesa dei confini, difesa dell'identità, della propria tradizione, ecco, molte di quelle idee sicuramente erano compatibili, se non sovrapponibili, con ovviamente quella che è la visione della Lega, la sua comunque ideologia di fondo, il suo programma politico, però poi è stato in Lega, non si è mai invece, nonostante l'accoglienza trionfale, poi non ha mai voluto invece anche occuparsi di tematiche ancora più ovviamente leghiste, come l'autonomia, il federalismo, il regionalismo. È stato un anno e mezzo in Lega e poi strizzava sempre l'occhio magari a dei nostalgici post-fascisti con quella decima e le polemiche, le chiacchiere sempre sul fascismo, l'antifascismo, e prestava il fianco a quelle critiche. E poi sappiamo come è andata a finire, e ce lo dice, appunto, ce lo ribadisce anche Luca Zaia in questa intervista di oggi. Ma allora riprendiaamola da qui, dopo queste divagazioni, ma sì, che sono state digressioni, ma almeno ci hanno consentito di leggere anche un po' i vostri messaggi, di passare anche sulla verità un attimo. E allora riandiamo qui a pagina 6, vedete, questa è la parte che vi dicevo a proposito dell'ex generale, vedete il virgolettato, l'addio di Roberto Vannacci, le dico solo che tutto è bene ciò che finisce bene. Ecco, sentenza lapidaria, ma effettivamente che calza bene la situazione, si addice a quello che è accaduto. E allora, a proposito quindi del 56, proprio a Cortina, l'Unione Sovietica ha partecipato per la prima volta a un'Olimpiade invernale. Fosse per lei Luca Zaia, oggi gli atleti russi potrebbero gareggiare con la loro bandiera. Ecco, questo a proposito della distensione, della tregua olimpica. Prima avete sentito Lisetta che ci ha telefonato e ci ha detto perché l'Unione Europea non torna a cooperare, non supera tutte queste divisioni, questa frattura che si è creata quasi irrimediabilmente con la Russia. Guardi, dico semplicemente che le Olimpiadi dovrebbero portare quantomeno a un armistizio. La Russia deve trovare la strada per la pace. E Hemingway diceva che la guerra è il luogo nel quale gli uomini peggiori mandano a morire gli uomini migliori. E insomma, poi soprattutto, come ci aveva anche dichiarato nella sua intervista per noi l'ex direttore di Telepadania, Max Ferrari, vedo le migliori gioventù europee, cioè quella ucraina e russa, che si stanno macellando vicendevolmente in questa guerra assurda. Dovrebbe finire. La sinistra strepita per la presenza di alcuni uomini dell'ICE, gli agenti federali americani. Abbiamo visto delle immagini raccapriccianti, qui ci dice Zaia, bambini ammanettati, e questo non appartiene alla nostra cultura. Dopodiché non è una novità che gli americani, gli israeliani e delegazioni di altri vadano all'estero con la loro sicurezza. Ma invece torniamo ai suoi cavalli, o meglio al fatto che lei non sia proprio un uomo da sport invernali. Non è del tutto vero, lo sci mi piace, anche se ero scarso, lo riconosco. Di certo sono molto più bravo a cavallo. Se devo disciplina invernale penso al bob, e quindi ai ricordi di bambino. Avessi praticarlo, avevo e ho una grande passione. Racconti, il mio bob era di plastica rossa, d'inverno a Treviso pregavo perché nevicasse. Non vedevo l'ora di infilarmi dentro a quel bob con le 2 leve nere di ferro, durissime, che erano i freni. In che zona andava? Ah no, guardi, i miei non potevano portarmi a fare la settimana bianca. Per me era già il massimo buttarmi giù dalla discesa del garage. Solo una volta sono andato sull'altopiano del Cansiglio. Torniamo invece ai detrattori. Dicono che avete disboscato Cortina. Ci accusano di aver abbattuto 170 alberi per la ricostruzione della pesca di bob. Innanzitutto, peccato che ne pianteremo ben 10.000. Oltretutto il bob è stato decisivo per l'assegnazione dei giochi. La vecchia pista era una discarica abbandonata e inquinata su un versante della montagna. Abbiamo investito 3 milioni nella bonifica. Anche il governo Meloni è stato lungimirante e lo ringrazio. Ricordo a tutti che le Olimpiadi ci porteranno entrate per 5 miliardi e 300 milioni. Ci vedranno in 3 miliardi e mezzo di persone. Verranno qui oltre 2 milioni di persone. Il Veneto ottiene addirittura 1 miliardo e 800 milioni di opere. E appunto, se le dico Vannacci, le rispondo appunto che è tutto bene ciò che finisce bene. E come le è venuto in mente di lanciare invece un podcast in fienile?
Guardi, il fienile, risponde Quizaia, nasce dalla voglia di creare uno spazio per incontri di alto livello, autorevoli, in cui si possa dialogare con calma. Ma perché appunto in un fienile? Perché è sempre stato un luogo di incontri, amori, giochi, nascondigli. È un ti sblocco un ricordo, e non le dico la coda che ho per venire. Lo registriamo a H-Farm dal mio amico Riccardo Donadon. Abbiamo appena ordinato 100 balle di fieno. E allora, bella questa immagine, no? Suggestiva, un'immagine bucolica del podcast. Ci scrivono anche tante altre persone, no? Tanti altri messaggi che ci sono arrivati, per esempio Pietro, basta dire ai governi tipo Tunisia, se non ti riprendi i delinquenti non ti compriamo più l'olio, che sono migliaia di tonnellate. Allora, vedete, questo è un messaggio proprio sulle modalità coercitive, insomma, come ottenere questa remigrazione e far sì che questi delinquenti di altri paesi vengano rispediti negli stati africani da cui spesso vengono. Ci scrive Edda, secondo me con Bossi tutto ciò sarebbe andato diversamente, con prese di posizioni diverse dalla Meloni. Beh, insomma, io questo non lo so, però sicuramente il segretario federale Matteo Salvini ha ottenuto tanto, anche per esempio quando, sapete, c'era stata la polemica di alcuni deputati, no, non vogliamo, che poi si sono avvicinati a Vannacci, non vogliamo mandare le armi, non vogliamo più a Kiev, vogliamo levare questo dettaglio qui. E invece è stato riformulata quella parte, si dirà, ma questa è stata una rimodulazione linguistica lessicale. No, conta tanto, perché un conto è mandare armamenti per la difesa della popolazione civile, che è la prima vittima, la popolazione civile ucraina, e un conto invece spingere sempre in una direzione della escalation, soffiare sul fuoco, come di fatto poi alla fine ha compiuto questo Macron, che oggi leggiamo dai vari articoli come pessimo, anche nel ricordo di queste Olimpiadi invece di Parigi, con tutto quello strascico di polemiche. E poi ovviamente prima abbiamo anticipato delle parti sulla verità di oggi, adesso ci torniamo. Volevo anche leggervi, no, per esempio, dei messaggi che c'erano arrivati, per esempio la scorsa settimana, no, dicevamo di Pietro, di Maurizio, ecco, per esempio Maurizio che ci aveva scritto, abbiamo alcuni dei messaggi che erano rimasti in stand-by, che non avevamo potuto leggere, abbiamo lasciato il diritto di veto di riunioni politiche in Parlamento alla sinistra, loro che hanno fatto venire ogni terrorista, e per noi questa è la democrazia. Ed ora invece una riunione sulle possibilità di rimpatrio di criminali non si può fare. Vi ricordate l'agguato, l'avevamo definito, di maranza rossa, di parlamentari che appunto avevano impedito quel convegno che era stato organizzato dall'onorevole Forgiuele, dal leghista Forgiuele, proprio con alcune sigle. Sì, effettivamente poi Lorenzo Fontana aveva detto, un po' inopportuno, però di qui arrivare poi a silenziare un dibattito su qualcosa che ormai la gran parte degli italiani vuole, perché l'abbiamo detto, è stufa di sentirsi minoranza a casa propria, di non poter più uscire la sera, di essere alla fine vittima di questi prepotenti, prevaricatori, folli, che girano, che ti possono rapinare, che ti possono aggredire senza nessun motivo. E poi, per esempio, Pietro ci aveva scritto più popolo, meno interviste, e ovviamente, no, come dicevo prima, il cocktail che qui dobbiamo preparare è sempre questo mix, rassegna stampa, messaggi, chiamate, ma anche però interviste, perché per approfondire alcuni temi. Ma allora, siccome abbiamo già anticipato questa parte, no, per esempio del tempo e della verità, ritorniamo per esempio, ecco qui, proprio sul quotidiano di Belpietro, perché c'è anche la sua riflessione di oggi su questo tunisino che resta libero di picchiare, che è stato liberato. Allora vi riapro, vedete qui almeno vedere queste altre parti prima della pausa delle 9, perché vedo sono già le 8:57. E allora lo apriamo da qui, vi mostro la prima pagina della Verità, vedete, golpe dei giudici contro il referendum. Questo è l'altro grande tema, perché adesso anche Libero, pagina 9 di Libero, poi oggi vedetelo anche da lì, c'è questo rischio slittamento del referendum. Che cosa è successo? Appunto con l'inserimento di quest'altra formulazione che è stata alla fine accettata dalla Cassazione, si rischia adesso che possa essere spostata la data. La data della consultazione è destinata a slittare, così il rinnovo del CSM avverrà col solito sistema delle correnti, e i membri lottizzati potranno scegliere i vertici delle procure di Roma, Milano e Palermo, blindandoli per anni.
Tra i consiglieri autori del Blitz, la Ferranti, che era stata già deputato del PD e protagonista delle chat con Palamara, in cui sollecitava nomine di magistrati amici. E quindi clamorosa questa decisione della Cassazione, ha colto un nuovo quesito, golpe dei giudici contro questo referendum. E poi invece il Quirinale ammette le 2 telefonate che hanno fatto silurare il giornalista della RAI, ma nessuno si indigna, la libertà di stampa passa in secondo piano, se c'è di mezzo Mattarella, Re Sergio fa la star della cerimonia all'inaugurazione delle Olimpiadi, lo spettacolo è un inno all'italianità, senza le sbandate queer, dicevamo prima, che si sono viste a Parigi. Ma che tristezza i fischi alla squadra israeliana. E allora qui ci addentriamo, no, nelle pagine ovviamente interne della Verità. Per questo Belpietro, che con il suo editoriale proprio ci scrive di questo scandalo, no, della vicenda che è successo appunto è successo a San Lorenzo, storico quartiere popolare di Roma, il tunisino che resta libero di picchiare, non bastano le leggi. E poi appunto il caso di questa telecronaca non tenuta da parte di Bolbarelli dopo la chiamata di Mattarella. Allora vedete, qui tanto il titolone centrale, parte la remigrazione, la fa la sinistra inglese, quello che abbiamo letto prima, e poi sono già le 8:59, vedete, il Colle ammette le 2 telefonate che hanno estromesso il giornalista. Dal Quirinale arriva la conferma, sentite il CIO e la RAI, l'escluso Bulbarelli messo alla gogna per avere detto il vero, ma nessuno si è indignato per l'ingerenza, la libertà di stampa non vale quando c'è Mattarella. E tutto per questa gaffe, perché poi avete sentito, avete seguito, lui aveva ammesso quello che ci sarebbe stato, infatti nella presentazione avvenuta il 30 gennaio del palinsesto della RAI per le Olimpiadi invernali di Milano Cortina, aveva dichiarato Auro Bulbarelli, ci sarà anche una sorpresa clamorosa dal nostro capo dello Stato, Mattarella, aveva detto, senza però descrivere la scenetta che Mattarella aveva già girato su un tram milanese insieme con l'ex campione della MotoGP Valentino Rossi, in versione appunto tramviere. Qui vedete, no, nella foto loro due. E allora Bulbarelli aveva anche aggiunto una sorpresa paragonabile a quello che realizzò la regina Elisabetta con James Bond in apertura delle Olimpiadi di Londra del 2012, vi ricordate anche quella scena, durante la quale 2 controfigure si paracadutarono nello stadio della cerimonia da un elicottero per simulare l'entrata della regina e di Daniel Craig. Insomma, poi alla fine ha dovuto mollare questa telecronaca e dichiarando rimane la delusione personale, quella rimarrà per sempre, avrebbe confidato, per aver detto una verità, sono stato messo alla gogna e isolato. Mi è stato detto che stavo creando un danno all'azienda e che Mattarella, per colpa mia, avrebbe fatto saltare lo sketch. Ma allora Natalia, chiedo a te la conferma, 9:01, piccola pausa, torniamo fra pochissimo. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza! Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Grazie Natalia. Allora completiamo questa parte perché vedete, no, l'abbiamo prima citato, richiamato questo articolo, possiamo andare a pagina 7 di oggi della Verità, l'ordinaria follia che non ci permette di cacciare via il picchiatore tunisino, quello che appunto scrive Maurizio Belpietro oggi, il quartiere ostaggio del nordafricano, già 3 agguati, una vittima a 12 anni, ogni attacco viene identificato ma poco dopo torna in libertà. E poi guardate qui lo scandalo per le foibe a Cagliari, manifesti che elogiano i titini. Giorno del ricordo partigiano, onore alla resistenza jugoslava. E poi guardate qui la sigla, azioni antifascista De Castello. A 4 giorni dalla giornata del ricordo, Cagliari viene tappezzata di manifesti che infangano la memoria dei martiri del confine orientale. Manifesti firmati Azione Antifascista di Cagliari recano il volto di una partigiana titina con la scritta 10 febbraio, giorno del ricordo partigiano.
Chiedo al sindaco che si adoperi per la rimozione tempestiva di tutti i manifesti con la massima urgenza, ha dichiarato il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Corrado Meloni, parlando di una provocazione ributtante e intollerabile. E poi, pagina 8 della Verità di oggi, questa come sapete è sempre una selezione, quindi una sintesi della sintesi, l'abbiamo già detto, quindi poi potete recuperare questi articoli, ma anche gli altri. Purtroppo dobbiamo sempre fare questa selezione. Vedete, un Covid che era nei piani di Epstein e Gates. Magari molti di voi l'hanno già letto da queste anticipazioni dei file Epstein. Vedete, nei nuovi file desecretati si colgono i passi con cui i magnati costruirono l'infrastruttura che governò le nostre vite dal 2020 in poi, dal fare i quattrini con i vaccini 2011 ai fondi per svilupparli, dalla preparazione alla pandemia 2015 fino alle simulazioni 2017 e 2019. Insomma, JP Morgan e Mr. Microsoft, Bill Gates, si affidarono a un condannato per violenze sessuali. E qui l'immagine delle segrete stanze, da sinistra riuniti a Manhattan nella casa di Epstein in ordine James Stanley di JP Morgan, Lawrence Summers, Epstein, Bill Gates e Boris Nikolic, consulente della fondazione di Gates, poi coinvolti tra loro in dibattiti su come trarre profitto da vicende sanitarie. In basso appunto alcuni passaggi desecretati sulla pandemia. Io ve lo zoom, ma lo potete vedere, no? Qui in inglese. Siamo stati a riflettere, a pensare su tante questioni che ci ha chiesto Bill Gates, per esempio, come possiamo sbarazzarci, vedete, how do we get rid of poor people as a war, come ci possiamo liberare di tutta questa gente povera, sempre questo disprezzo, no, dell'elite verso il popolo, verso il basso. Ecco, si ripropone questa dialettica su cui insiste tanto la Le Pen, il d'alto e il basso. Sono però, attenzione, le 9.05. Allora, prima di passare al tempo, poi volevo leggervi il Corriere, il quotidiano di Sicilia, il Corriere, pagina 9, per esempio l'intervista a Beppe Vio per questi giochi, vedete, ve lo apro un attimo da qui e poi prendere anche il giornale, però ecco, prima di lanciare il collegamento con l'onorevole Rinaldi, che probabilmente ci ha anche già raggiunto, vedete, ecco la prima pagina di oggi del Corriere, Olimpiade, la festa e l'emozione. Allora Natalia, chiedo a te la conferma, Matteo De Sio e l'onorevole Rinaldi, vero, ci hanno già raggiunto? Sì, abbiamo l'onorevole Rinaldi, Matteo De Sio lo stiamo contattando. Perfetto, grazie mille. Allora, ben ritornato, ben ritrovato all'onorevole Antonio Maria Rinaldi. Professore, ci sente? Perfettamente e chiaramente. Grazie mille onorevole, veramente è sempre un onore, un piacere averla con noi. E oggi appunto in cui stavamo commentando questo editoriale di Belpietro su questo tunisino che è libero nel quartiere San Lorenzo a Roma di commettere reati, subito riliberato, ma la Lega sta dalla parte delle forze dell'ordine. Allora questa campagna che si tiene Io sto con il poliziotto, ecco, quindi sappiamo che si stanno tenendo banchetti, sarà presente anche lei a quello romano di Ponte Milvio fra poco, ma in tutta Italia questa campagna. Ecco, in che modo queste iniziative possono anche poi influenzare il rapporto tra istituzioni, operatori di sicurezza, opinione pubblica? Abbiamo sentito anche, per esempio, gli interventi di alcuni esponenti del sindacato delle forze di polizia che hanno detto è assolutamente giusto, sacrosanto, con queste nuove norme, no, che sono state appena approvate dal CDM, che non ci sia più l'iscrizione automatica nel registro degli indagati per gli operatori delle forze dell'ordine che reagiscono magari ad attacchi e che quindi nell'adempimento di proprio dovere o per stato di necessità si difendano magari sparando, procurando lesioni a questi criminali. Ma credo che la Lega stia facendo quello che un pochino hanno negli animi tutti quanti gli italiani, perché si tratta solo di aiutare, garantire, proteggere chi protegge noi. Cioè le forze dell'ordine devono essere messe nelle condizioni di poter veramente proteggere non la stragrande, il 99,99999% della popolazione italiana, che invece non vuole ritrovarsi, ecco come adesso è stato detto, dice di questo signore che gira per Roma e poi è stato subito rimesso in libertà dopo aver fatto l'ira di Dio. Cioè, parliamoci chiaro, non è che ci voglia molto.
siamo in Unione Europea, benissimo, come fanno in Francia, come fanno in Germania, come fanno in Spagna, come fanno negli altri paesi europei, che regole di ingaggio hanno i tutori dell'ordine? Ecco, sono ampiamente tutelati proprio perché svolgono una funzione di interesse generale nei confronti della cittadinanza. Quindi se noi vogliamo dare questa possibilità anche ai nostri, e mi sembra più che giusto, e garantirgli anche non solo un'assistenza nel caso succeda qualche cosa, ma dargli tutta una piattaforma normativa che gli consenta di essere tranquilli nell'espletamento delle loro funzioni. Per carità, se c'è qualche abuso ci mancherebbe, siamo in uno Stato di diritto, assolutamente, sono il primo a dire che la legalità deve essere rispettata, però da qui a quello che noi vediamo tutti i giorni, insomma, ce ne passa. Quindi ristabilire una sorta di equilibrio, le famose regole di ingaggio, altrimenti il poliziotto, che vi ricordo è un cittadino esattamente come noi, la poliziotta è una cittadina esattamente come noi, nel momento in cui si trova in una situazione critica, ha difficoltà anche a intervenire perché sa che poi purtroppo potrebbe incappare in una gabbia anche professionale, con tutela legale, problemi di carriera. Insomma, io sono anche addirittura, guardate, vado oltre e dico, negli altri paesi, ripeto, europei, non voglio andare oltre l'Unione Europea, va bene, ma europea, si dice tanto armonizzazione, eccetera. Ma quando succedono fatti di questo genere, il nome del poliziotto o dei poliziotti che sono coinvolti non viene fatto, anche per garantirgli la stessa privacy. Queste persone hanno una moglie, hanno un marito, hanno figli. Esporre con il nome in televisione, facendo vedere il viso, negli altri paesi questo non esiste. È la prima garanzia che si dà nei confronti di queste persone che stanno lì per difendere noi. E quindi noi dobbiamo ricambiare con una normativa e speriamo che sarà convertita in legge perché è un decreto, quindi deve giustamente passare dall'aula parlamentare, speriamo che venga addirittura migliorata, ma che la base rimanga. Noi dobbiamo tutelare chi ci tutela. Assolutamente sì, questo è il senso dell'iniziativa. Io vi ho aperto anche qui la pagina proprio dalla Lega sui gazebo, raccolte firme, questa campagna Io sto con il poliziotto, che poi era stata già anticipata per esempio dalla settimana leghista, 30 gennaio 2026, l'edizione speciale di questa newsletter che consigliamo a tutti gli ascoltatori, militanti, appunto la campagna Io sto con il poliziotto, per esprimere solidarietà e vicinanza alla gente di polizia. Ma dirò di più, già ne abbiamo fatti spot la scorsa settimana e si fermano persone che probabilmente non votano Lega, ma si fermano a firmare perché sono perfettamente convinti che in questo momento bisogna dare la massima solidarietà, il massimo supporto a coloro i quali ci proteggono e ci danno sicurezza. Quindi è un qualche cosa di trasversale. Vediamo persone che dicono, ve lo dico sinceramente, io non ho votato Lega, ma questa iniziativa la firmo immediatamente. Dove si firma? Oggi saremo presenti in moltissimi banchetti Roma e provincia, io in particolare mi dividerò fra qualche banchetto, in particolare della zona di Pontemilvio, che è una zona molto, molto calda, diciamo, e sono sicuro che avremo un enorme successo di firme. Ripeto, i cittadini sentono l'esigenza di proteggere le persone che ci proteggono, ma è alla base della società civile e noi siamo grati perché sappiamo che chi è che fa il poliziotto non è che naviga nell'oro, attenzione, anzi tutt'altro, con dei turni pesanti, vengono in genere spostati e ripeto, sono persone che hanno una famiglia, hanno un privato che devono conciliare anche con queste cose, quindi il massimo rispetto, la massima gratitudine. L'unica cosa che può fare la politica è cercare di aiutarli nell'espletamento delle loro funzioni, che poi significa migliorare la sicurezza per noi cittadini. Assolutamente sì, però appunto la sinistra da questo punto di vista è un po' ipocrita perché poi è sempre pronta ad attaccare, no, la gente delle forze dell'ordine e poi guardi, purtroppo l'opposizione in Italia è purtroppo fatta che se uno dice, se qualcuno del centrodestra dice attenzione perché l'acqua bagna, se tu metti la mano sotto il rubinetto ti bagni le mani, ti dice no,
non è costruttiva, è distruttiva, cioè qualsiasi cosa a prescindere dice di no, mentre invece sarebbe più opportuno, ma proprio per come funziona la democrazia, nel dire guarda questa cosa te la contesto nel merito, queste altre cose invece mi vanno bene e te le appoggio. Così funziona una democrazia, mentre invece vedo che per partito preso qualsiasi cosa deve dire di no. Ad esempio sto sentendo i commenti, sentivo prima pure, per le Olimpiadi. Allora no, perché qua, perché là. Io dico soltanto una cosa, è un'età tale per il quale ricordo perfettamente le Olimpiadi di Roma del 1960, va bene? Lo ricordo perfettamente, la televisione c'è. Pensate, oggi, e sono passati 66 anni, va bene, 66 anni, Roma gode ancora delle opere fatte per le Olimpiadi. Io tutti i giorni faccio l'Olimpica, che è una strada che ha praticamente velocizzato in maniera incredibile zone diametralmente opposte di Roma. Ci sono, a parte i centri sportivi, perché è ovvio, ma addirittura ve ne dico una, è stato costruito a suo tempo un villaggio olimpico per far alloggiare le squadre olimpiche di tutto il mondo, doveva essere demolito al termine delle Olimpiadi. Sta ancora là ed è abitato da migliaia e migliaia di famiglie. Quindi poi ve ne dico un'altra da economista. Cosa ha generato le Olimpiadi di Milano Cortina? Ha generato una ricchezza per il paese enorme, non solo quella attinente, ma anche l'immagine dell'Italia. Ci hanno visto 2 miliardi di persone nel mondo, di efficienza, di progresso del paese. Addirittura contestavano, dice ma è stata cantata Volare di Modugno. Ma questa gente non lo sa che nel mondo la canzone italiana più conosciuta è Volare di Modugno. Quando c'è quello delle isole Figi o quello della Nuova Zelanda che sente volare, già la conosce, è un simbolo dell'Italia, di Modugno, cioè per partito preso devono dire di no, ma sono probabilmente le stesse persone i cui nonni erano i primi a contestare magari la costruzione dell'autostrada del Sole, che non serviva, un dispendio di soldi, ma che cosa serve? Ecco, ci siamo capiti. Quindi per partito preso devono dire no. Ma quanta gente ha lavorato? Quanti operai hanno lavorato? Quanto PIL, quanta crescita c'è stata? Oltre ad avere un'immagine dell'Italia, perché vedete all'estero, quando si vedono delle manifestazioni sportive, quindi più che pacifiche, di unità, di unificazione, come possono essere le Olimpiadi e segnatamente le Olimpiadi invernali, vi garantisco che si vende anche il parmigiano, si vende anche la maglietta italiana, perché è uno spot pubblicitario del paese Italia. Quanta gente poi scopre l'Italia e poi verrà in vacanza in Italia? Cioè c'è un indotto spaventoso. E qui c'è certa parte della sinistra che invece no, non bisognava farlo. E cosa bisognava fare? Con questo criterio noi saremmo rimasti all'età della pietra, scusate, Esatto. ma non riesco a capire perché viene fatto ed è stato tutto stimolato dal centrodestra, per partito preso. Noi dobbiamo rompere, dobbiamo evolverci per il bene di questo paese. Non mi interessa il cappelletto in testa, se è rosso, bianco, giallo, verde, arancione. A me interessa che le proposizioni vengano fatte nell'interesse del paese e la ricaduta sia sui cittadini italiani, sul PIL italiano, sulle aziende italiane. Questo è il mio interesse. E purtroppo ancora non abbiamo questa maturità, non ce l'abbiamo. Peccato. Esatto, un guadagno reputazionale enorme che è assolutamente tangibile. E a proposito di economia, onorevole Rinaldi, vedo che sia anche collegato il nostro Matteo Desio, che doveva rivolgere proprio una domanda sulle questioni economiche. Matteo, ci senti? Esatto. Grazie Matteo, ricordiamo appunto conduttore della Radio l'America il lunedì mattina, e la tua è anche una domanda proprio sugli Stati Uniti, diciamo indirettamente. Esatto. Innanzitutto buongiorno al nostro ospite, una domanda importante secondo me proprio per quanto riguarda l'energia, le materie prime. Parliamo innanzitutto di un'Europa che per ideologia ha cercato praticamente in questi ultimi anni di azzopparsi da sola proprio in un reparto, quello energetico, che è fondamentale per la vita quotidiana e non solo. Ecco, ora è un'Europa che è costretta
che è costretta a chiedere aiuto, che chiedere con il cappello in mano agli Stati Uniti del cattivo Donald Trump. Ecco, come mai l'Europa sta inseguendo questa tipologia di azioni ideologiche, e come si fa? Come possiamo invece pensare a un'Europa e a un futuro per l'Italia in cui si spera, si cominci a guardare più ai fatti, come diceva anche lei, onorevole, e non a scelte ideologiche dettate solamente dal proprio pensiero politico? Allora, prima di rispondere, una coda alle Olimpiadi. Avrete notato quella scenetta deliziosa, anche perché c'è una motivazione ben specifica, del presidente Mattarella che arriva in tram guidato da Valentino Rossi. Il tutto si rifà, vi ricordate le Olimpiadi del 2012 a Londra, quando la regina d'Inghilterra nello spot fu presa da James Bond, cioè dall'attore che incarnava James Bond, e con l'elicottero, ve lo ricordate, che ha fatto centinaia di milioni di visualizzazioni, dell'humor inglese. Qui li abbiamo surclassati, cioè Mattarella ha surclassato in una maniera fenomenale, stupenda, sottile, meravigliosa quell'humor inglese, perché il Presidente della Repubblica che arriva in tram guidato, attenzione, da Valentino Rossi, pluricampione del mondo, eccetera, è stato un qualche cosa veramente di fantastico. Anzi, mi permetto di dire, ringrazio il Presidente Mattarella che si è prestato a questa cosa, in contrapposizione a quella della regina d'Inghilterra, e l'ha praticamente battuto 6-0, 6-0, 6-0, ecco, tanto per rimanere il termine sportivo del tennis. Scusate, ma lo dovevo dire, è stata una cosa meravigliosa, stupenda. Chi è il regista merita 110 lode, brevissimo. Allora, per ritornare alla considerazione che è stata fatta, sono pienamente d'accordo, ma perché? Perché purtroppo l'Europa ha seguito un modello che negli anni si è rivelato essere completamente perdente. Guardate, c'è un numeretto che fa capire. L'Unione Europea negli ultimi 25 anni è stato il fanalino di coda della crescita mondiale, cioè tutti i paesi dell'Unione Europea messi insieme sono cresciuti molto molto meno di qualsiasi altra area geografica del mondo. Evidentemente c'è qualche modello economico che non funziona, però nessuno ha avuto il coraggio di alzare il dito e dire: signori, ma non è che dobbiamo rivedere leggermente questo modello? Ci stiamo facendo male da soli, abbiamo una potenzialità enorme, incredibile, abbiamo una potenzialità che non finisce più, eppure noi siamo ostaggio delle nostre regole che ricordo quando ci fu la famosa firma di Maastricht, il mercato unico, furono fatte da tedeschi e dai francesi, furono loro i padroni del vapore che misero in piedi tutta questa organizzazione e questo sistema dell'Unione Europea. Andiamo a rivedere, ad esempio si parla, ieri c'è stato il crollo in borsa della Stellantis, cioè della Fiat, meno 25%, perché hanno ammesso che questa nuova normativa voluta in maniera testarda dall'Unione Europea di transizione green, affidandosi solo all'elettrico, aveva generato un buco di 22 miliardi, c'è stato un crollo, ma il crollo poi si trasmette in centinaia di migliaia di persone che stanno a spasso, quello è quello che mi preoccupa. Ecco, allora, vogliamo fare un mea culpa e dire: cari signori, noi ad esempio, tanto per dirne una, e lo dissi e l'ho detto 100.000 volte al Parlamento europeo in plenaria davanti a tutti, e su YouTube chiunque lo può vedere, ma signori, noi abbiamo abdicato alla nostra funzione di reperimento delle materie prime per la transizione energetica, dando alla Cina un vantaggio competitivo incolmabile. Loro controllano tutte le filiere, a iniziare dal litio, dal rame, dal cobalto, terre rare, tutto quello che serve per i motori elettrici e per le automobili elettriche. Quindi noi dobbiamo comunque passare da loro, che sono i nostri primi concorrenti nella produzione. Lo vediamo, siamo stati inondati di macchine
cinesi a dei prezzi estremamente competitivi. È chiaro che poi l'Europa a questo punto si accorge all'improvviso di non essere un attore, ma essere soltanto un soggetto che subisce. E allora vedono gli americani che invece hanno ritirato sulla testa, perché l'hanno ritirata su, hanno detto adesso basta, noi non possiamo essere i compratori di merci e di servizi di tutto il mondo, allora adesso iniziamo a ristabilire l'ordine per far ritornare il lavoro negli Stati Uniti, e ci sta riuscendo, e quindi noi cerchiamo, per non cadere completamente nelle mani cinesi, indiani, che hanno dei sistemi completamente diversi dal nostro, hanno dei costi inferiori, non hanno le tutele, ma è chiaro che qualsiasi manufatto prodotto in Cina e in India costa molto molto di meno, ma voi pensate che in Cina c'è l'INPS, voi pensate che ci sono le tutele sanitarie, pensate che c'è la tutela del lavoro come esiste in Europa e in Italia, ma neanche lontanamente. È chiaro che il costo è inferiore. Allora noi andiamo dagli americani per dire ma aiutaci tu, ma non è neanche quello, secondo me, la chiave per il futuro, è rivedere completamente le nostre norme interne che ci hanno solo penalizzato. Noi siamo buoni solo a mettere regolamentazione, a regolamentare da persone, ve lo garantisco, che non hanno mai lavorato nell'economia reale e non sanno quali siano le effettive esigenze delle imprese e dei cittadini. Questo è il problema dell'Europa. Questo è quello. Quando poi ci se ne accorge dopo, quando ormai la frittata è fatta. Scusate, ma ce l'avevo proprio dentro, avevo bisogno proprio di dirlo, mi sono sfogato, scusatemi. No, ha fatto benissimo, onorevole. E allora per questo gran finale, gran conclusione, perché la regia ci ha ricordato che ai 25 dobbiamo chiudere. Allora, gli ultimissimi secondi, onorevole, parliamo della sua candidatura a sindaco di Roma, anche perché tutti poi hanno riconosciuto la sua estrema coerenza e insomma, addirittura si è dimesso da presidente del consiglio di amministrazione Trevi Finanziaria Industriale SPA. Prima abbiamo ricordato i disastri della Raggi che ritirò la candidatura di Roma per le Olimpiadi. Praticamente è successo che ho avuto da parte della Lega l'investitura per concorrere al Campidoglio. Io ho accettato da buon romano, da vecchia famiglia romana, perché il mio obiettivo è solo uno: riportare il centrodestra a governare Roma. Roma è una città straordinaria, non è una capitale europea, è una capitale mondiale, però purtroppo è gestita male, si potrebbe fare non tanto tantissimo. Ho detto proviamoci, io la faccia ce la metto, dopodiché attenzione, perché questo è un concetto molto importante a cui tengo, il centrodestra è estremamente compatto, anche se molti giornali, abbiamo capito quali, non fanno altro che seminare un po' di, a Roma si dice di zizzagna. Non è assolutamente così, noi siamo uniti, riusciamo a trovare sempre una sintesi, come in tutte le famiglie ci può essere discussione, ma alla fine poi si arriva comunque a un'unione, comunione di pensiero. Allora io ho fatto il primo passo, dopodiché i nostri alleati amici formuleranno giustamente anche le loro proposte, valuteremo tutti quanti insieme e chi obiettivamente avrà più chance di poter arrivare primo e battere Gualtieri sarà appoggiato da tutti, me per primo, attenzione. Quindi se gli altri amici del centrodestra troveranno dei nominativi validi, un nome valido, ma io sarò il primo a fare un passo indietro e dire benissimo, mi metto a disposizione quel poco che posso fare, ma lo faccio con tutta l'animo possibile per poter strappare il Campidoglio alla sinistra. Quindi questo è stato il concetto. Vedo che appena è stato fatto il mio nome, ho visto che c'è stato molto consenso, soprattutto perché siamo arrivati primi. E il centrodestra, ve lo dico sinceramente, ha un po' il difettuccio di essere un po' pigro, arriva sempre all'ultimo momento nel formulare il nome. Quindi se la mia candidatura servirà a stimolare il centrodestra a muoversi in tempo, io sarò la persona più felice di questo mondo. Ripeto, decideranno i vertici del centrodestra chi sarà e io mi metterò a disposizione per il bene della mia città che, ripeto, è una città che ha delle potenzialità, insomma stiamo parlando di Roma, ecco, tutto qua. Quindi io sono soltanto uno strumento, l'importante è che l'obiettivo finale sia
di riprenderci il Campidoglio. Poi chi sarà, l'importante è che ci sia una persona valida che sappia gestire e soprattutto che Roma merita di essere gestita e governata in maniera migliore. Nel frattempo io vado avanti con la nostra campagna elettorale. Grazie onorevole, veramente speriamo che possa essere lei il candidato, perché Roma merita di meglio rispetto a quello che insomma è l'attuale sindaco, e che quindi la sua professionalità, le sue competenze. Verità, se continua così rischio veramente, perché ho iniziato ad andare dalle periferie e vedo che c'è un'enorme volontà di cambiamento, quindi io penso che se ci giochiamo bene questa partita, non all'ultimo minuto, ci riprendiamo Roma. Ripeto, indipendentemente dalla persona che andrà, l'importante è che il centrodestra riprenda Roma. Quella è la cosa più importante. La persona è una cosa, diciamo, relativa. Quindi l'importante è riprenderci Roma. Ma vedrete che se ce la mettiamo tutta e partiamo in tempo, visto che Gualtieri sono, a dire la verità, 5 anni che sta facendo campagna elettorale permanente, e ricordo che l'ha potuta fare perché ha avuto l'enorme fortuna di godere dei famosi fondi PNRR e anche di contributi di questo governo di centrodestra per delle cifre spaventose, irripetibili in futuro, perché non si verificherà mai la possibilità di avere tutto questo denaro a disposizione di Roma. Era necessario che qualcun altro dicesse no, ci siamo pure noi. Per ora lo sto facendo io. Stiamo aspettando i nostri amici che propongano, diciamo, nomi alternativi, e poi valuteremo naturalmente tutti quanti insieme per il bene della città. Grazie onorevole, però ribadiamo, noi faremo il tifo per lei, e poi ricordiamo che appunto fra pochissimo sarà lì Ponte Milvio, proprio per la campagna. Io sto con il poliziotto. Allora presto. Grazie ancora all'onorevole Rinaldi, è stato un piacere, è stato un piacere stare con voi, grazie Natalia, scusa per la pazienza, abbiamo sforato 9:30, grazie Matteo, che risentirete lunedì mattina. Vi lascio solo poi con questa indicazione, l'avevamo detto, era rimasto in sospeso, andate sul quotidiano di Sicilia di oggi, proprio parlavamo del vantaggio reputazionale di queste Olimpiadi della neve invernali. Meloni Vance, vertice olimpico a Milano, pagina 2, quotidiano di Sicilia di oggi. E allora grazie ancora a tutti voi e buona continuazione qui su Radio Libertà, buon weekend, alla prossima.